Ben ritrovati alla Bussola del Risparmio, sono Mario Fumei, consulente finanziario. La Bussola del Risparmio è una trasmissione che va in onda ogni venerdì e ha l'obiettivo di informazione finanziaria. Cosa facciamo in questa prima trasmissione del 2023? Ovviamente vediamo quello che è successo nel 2022 in una situazione dinamica, perché abbiamo trovato un bel grafico dinamico che evidenzia i prezzi giorno per giorno di diverse attività finanziarie. In verde vedete da lontano, ma dopo lo ingrandiremo, le materie prime, in azzurro i mercati finanziari azionari e in rosso vedete alcuni titoli tecnologici molto importanti. Partiamo qui dal 23 di febbraio, dal 24 di febbraio, perché è stato il giorno in cui la Russia ha attaccato l'Ucraina. Già vediamo comunque il 24 di febbraio alcune attività sulla parte sinistra erano in netta perdita, anzi quasi tutte, all'infuori delle materie prime che sono sulla parte destra. Possiamo far andare il grafico in avanti. Qui era appunto il 23, ma già avete visto che c'erano alcune problematiche già sulle azioni in particolare, ma adesso si stanno verificando anche sulle obbligazioni, che sono quelle barre gialle. Vedete a destra il gas naturale nel mese di aprile, già quanto è salito, cioè quasi il 90-100% rispetto al prezzo di gennaio. Qui chiaramente tutto questo ha portato a un aumento dei tassi, a un aumento dell'inflazione, ed evidentemente tutto l'azionario, che è quella parte in azzurro a sinistra, ha cominciato a perdere in maniera molto importante, e i titoli rossi, le barre rosse, che sono i titoli delle società tecnologiche, hanno avuto veramente una debacche pazzesca. Ora passiamo al mese di luglio, siamo già in luglio, quindi vedete fa giorno per giorno quello che è successo, e qui il gas naturale poi in agosto si avvicina al 150% rispetto a gennaio. Qui ovviamente cominciano a perdere ancora di più le attività finanziarie, comincia a perdere ancora di più il mercato obbligazionario, che come vedete a un certo punto perde, come vedete lì alla terza, quarta barra gialla, anche il 12-13, anche il 16%, e questo perché l'aumento dei tassi di interesse causa problemi proprio sul mercato obbligazionario. Andiamo avanti in settembre, l'ultima parte dell'anno, vedremo che il gas naturale piano piano si ridimensiona a livello di performance. Il dollaro, che vedete quella riga diciamo color arancione sulla destra, si era apprezzato circa del 16% e ha aiutato molto a redimere le perdite dei portafogli europei. Il gas a questo punto, vedete che siamo già in dicembre, si ridimensiona. Il mercato azionario Europa, che è l'MSC Europe, aumenta di valore fortunatamente, mentre perde l'America. Qui siamo arrivati al 31 dicembre, fermo immagine un secondo. Allora, qui possiamo vedere che cosa? Che le perdite sono state mostruose. Prima di tutto sul Bitcoin, che è l'ultima riga in basso che vedete, che ha una perdita impressionante, vicino anche a Meta, a Tesla, a Apple, che sono tutti titoli tecnologici. Quello che possiamo pensare è questo: hanno perso abbastanza le azioni per essere appetibili nel 2023, direi che hanno perso, però va raccomandata una massima prudenza nell'entrare sul mercato azionario. Io considererei anche qui un convitato di pietra, che è la Cina, che non c'è in queste barre, che una volta risolto il problema del Covid probabilmente riuscirà a emergere e a ritornare a fare performance positive. In più abbiamo l'obbligazionario, che oggi esprime dei tassi di interesse molto interessanti. Ecco, io ho finito, vi auguro un ottimo proseguimento dell'anno, arrivederci alla prossima.